Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi e ben ritrovato, buon anno anche a lei Presidente di Ad-Hoc Venator Sergio Taurino, grazie di esserci. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a te Elena. Era importante che venisse il Presidente di Ad-Hoc, quindi Associazione dei Consumatori, quest'oggi perché da qualche giorno, forse un po' di più di qualche giorno, si sono aperti comunque i saldi e le opportunità di fare acquisti con prezzi scontati e questo piace moltissimo a tutti quanti naturalmente. Ci sono a volte degli inconvenienti, soprattutto quando certi acquisti vengono fatti magari online, il prodotto che arriva non è come quello che si immaginava potesse arrivare, insomma ci possono essere a volte delle problematiche. Presidente, queste problematiche si possono risolvere, ma come? Cosa dice la legge? Fino a che punto il consumatore ha diritto ad avere un cambio della merce acquistata? Che differenza c'è tra l'acquisto online e l'acquisto invece che viene fatto in negozio direttamente? Ci faccio un po' di chiarezza, ormai queste cose sono trite e ritrite, però con l'apertura di altre opportunità di acquisto tante volte si ingenera un po' di confusione. Bene. Innanzitutto questo è un momento abbastanza importante per il consumatore perché è un momento in cui noi verifichiamo attraverso i nostri canali, attraverso le nostre sedi, verifichiamo diciamo, il termometro delle compravendite e vediamo anche sia l'atteggiamento dei commercianti sia anche quelli del consumatore. Ritengo molto opportuno il discorso del repetita iuvant perché vedo che ogni anno ricapitoliamo sempre quali devono essere i comportamenti virtuosi del consumatore, perché quelli dei commercianti bene o male vengono, come dire, sorvegliati, dovrebbero essere sorvegliati dalle autorità competenti, no? Gli assessorati al commercio e quant'altro, e in ogni caso il consumatore deve fare molta attenzione perché questo è un momento abbastanza importante. Vengono spesi miliardi di euro in questi giorni, per cui è importante anche capire quali possono essere le tutele che il consumatore ha nel momento in cui realizza un acquisto. Abbiamo innanzitutto, io avevo portato anche qualche slide per far capire che la tutela più grande per il consumatore è il diritto di recesso. Ecco. Bene, cos'è il diritto di recesso? È la possibilità di annullare l'acquisto entro dei termini temporali precisi. Non c'è bisogno molte volte di giustificazioni, cioè il diritto di recesso si esercita su beni e servizi che non sono conformi a quelli che sono stati i nostri valori di acquisto. Cioè però io devo scrivere oppure dire che quella cosa la restituisco perché c'è un difetto o perché il colore che ho scelto è rosso e invece mi è arrivato azzurro o qualcosa c'è di difformità rispetto a quello che immaginavo oppure no? Bene, noi abbiamo strutturato un modulo, non solo come Ad-Hoc ma tutte le associazioni dei consumatori e anche Agicom ha strutturato un modulo su cui si può mettere una nota, cioè non so, la taglia non era quella che ho segnato o qualsiasi altro esempio. Ecco, qua c'è un facsimile dove ci sono i dati personali, il tipo di bene, cosa ho comprato le scarpe, ho comprato un telefonino, ho comprato la descrizione e la data di ricezione se nel caso l'acquisto viene fatto online, perché se vado nel negozio fisico no, il diritto di recesso non può essere esercitato. E questo è importante, quindi non è che uno acquista un bene e poi dice non mi piaceva il colore, lo cambia. No. Lo ripeto ancora una volta, mi sembrava che anche già nell'anno precedente, penso qualche mese fa sono venuto, abbiamo parlato di acquisti negoziati dentro i locali commerciali, quindi nei locali commerciali. Sto parlando delle catene di distribuzione, di qualsiasi tipo, alimentari, beni di qualsiasi tipo e anche servizi, e quelli negoziati fuori dai locali commerciali. Fuori dai locali commerciali sono di due tipologie, o attraverso internet, quindi attraverso l'acquisto online, oppure nel cosiddetto porta a porta, cioè quando viene la persona a casa nostra, per cui non siamo in un locale commerciale.
Questi sono i principi. Poi il diritto di recesso si esercita chiaramente nel momento in cui io capisco che quel bene, quel servizio non è conforme a quello che io ho richiesto e quindi diventa una possibilità. C'è un limite temporale e sono 14 giorni, quelli negoziati fuori dai locali commerciali, 14 giorni dal momento in cui faccio l'acquisto o lo perfeziono con il pagamento. Ecco, questo è importante. Mentre per quanto riguarda il discorso dei saldi nei locali commerciali, abbiamo diritto a, innanzitutto, chi lo può esercitare, quindi parliamo di consumatori privati, non parliamo di aziende, non parliamo di professionisti con partita IVA. Quindi con partita IVA no, questo è importante. Perché arriva qualcuno e dice l'ho comprato come l'architetto Mario Giacomo, no. Se sei una partita IVA e l'hai comprato pretendendo una fattura, per poterla poi dopo magari gestire e scalare sulle dichiarazioni. Quindi questo è quando c'è, perché tante volte c'è un professionista che lo compra con la fattura per scaricarlo, a quel punto perde questa opportunità. Perde questa opportunità. Anche se l'ha negoziato fuori dai locali commerciali, perde questa opportunità. Okay. Invece il consumatore deve essere privato, c'è un acquirente come me e te che andiamo ad acquistare qualsiasi bene o servizio. Certo. Ecco, queste sono le cose fondamentali. I 14 giorni chiaramente... Rivediamo adesso, vediamo la scheda dei termini del diritto di recesso, che appunto per i benefici ci sono 14 giorni dalla ricezione, adesso ci metteranno anche la scheda a video. E anche però i servizi, perché si possono acquistare sia beni che servizi, giusto? Quindi abbiamo 14 giorni dalla ricezione del bene, 14 giorni per i servizi dalla conclusione del contratto. È chiaro che se io stipolo un contratto online ho i famosi 14 giorni dal momento in cui ho stipulato il contratto, ho messo una firma anche digitale. Se sono più beni o più spedizioni, sempre 14 giorni dal momento, dalla spedizione dell'ultimo bene. Va bene? Boh. Diventano 30 quando? Quando ci sono le famose porta a porta. Ecco, io sto cercando di spiegare alle persone che ricevono questi signori che vendono qualsiasi tipo di bene. Abbiamo parlato potrebbe essere anche il depuratore dell'acqua o qualsiasi altro bene, o il materasso, eccetera, che nel momento in cui si stipula questo contratto sarebbe sempre buona regola, no? Esercitarlo nei 14 giorni, perché poi dopo ci sono delle piccole clausole che magari adesso non possiamo citare per motivo di brevità. Per esempio, se io ti vendo un bene su misura, dicono, il materasso più largo, non si può esercitare più il diritto di recesso dopo i 14 giorni, perché il materasso l'ho fatto per te e solo per te, con quella misura. Se invece è qualcosa di standard, noi acquistiamo anche lo possiamo esercitare. Quindi gli acquisti a distanza si può esercitare il diritto di recesso, acquisti fuori dai locali commerciali, porta a porta, alle fiere si possono esercitare. Chiaramente bisogna tenere sempre presente che la fiera è sempre un momento in cui il commerciante non è che sia nel suo locale commerciale, perché io se vado in una fiera sono fuori dal locale commerciale di quel signore là, per cui posso esercitarlo. Anche se lo stand, lo stand? Lo stand non è un locale commerciale, ma è solamente come si dice, un appoggio, ma non è suo, è di chi gli ha dato la concessione di quello spazio. Quindi non è
un locale commerciale a tutti gli effetti. Ecco, l'acquisto, lei prima citava nella scheda che abbiamo visto prima, l'acquisto a distanza via web, abbiamo fatto un esempio dell'Amazon della situazione. Sì, abbiamo fatto Amazon, esatto, per dire Amazon. Perché è molto frequente, ma insomma possono esserci tante altre situazioni. E quando invece uno acquista via web direttamente dal negozio, oppure Ecco. dalla firma che vende quel prodotto, quindi dalla casa madre, come funziona? Allora, se acquista dalle case madre, è difficile che la casa madre non dia risposte positive a un reclamo o anche a un diritto di recesso. Molte volte succede che ci si rivolge negli acquisti online a sedicenti aziende che poi dopo basterebbe verificare prima, per cui molte volte io dico ai nostri cari amici consumatori: cercate prima di vedere, di avere informazioni maggiori possibili sul vostro venditore, perché molte volte si celano dietro pseudo aziende o partite IVA, che cosa, si celano magari delle persone addirittura fisiche, no? Che vendono prodotti e che sono magari contraffatti la maggior parte delle volte. Se io voglio comprare un gioiello di Cartier e mi rivolgo al coso di Cartier, posso avere sicuramente un riscontro attivo. Se mi rivolgo a un millantatore probabilmente non riesco più a recuperare, sempre che non uso il famoso metodo di pagamento che sappiamo da intermediario, che non posso mai citare perché... Certo, comunque per il metodo di pagamento rivedete la scorsa puntata. Che non sia i bonifici famosi, esatto, diretti con ricaricabili a delle carte ricaricabili. Perfetto. Noi parliamo ancora di questo, brevissimo break pubblicitario, ci vediamo tra poco.